Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Venerdì 14 luglio verrà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Marco Antoniello, Mattia Antoniello, Maria Grazia Zuin, le vittime di Favaro Veneto del tragico incidente avvenuto giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore. Lo ha deciso il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, ha voluto manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città per questa grave perdita. Fino alla conclusione delle esequie, in tutti gli edifici comunali sarà disposta l'esposizione del gonfalone di Venezia a mezz'asta o abbrunato. Le organizzazioni sociali, culturali e produttive e la cittadinanza sono invitati ad esprimere il dolore e l'abbraccio dell'intero comune ai familiari delle vittime. Ancora cronaca. Il pomeriggio di venerdì 7 luglio i carabinieri di Venezia hanno sottoposto a controllo di polizia un uomo di origine tunisina irregolare sul territorio italiano che sarebbe stato trovato in possesso di stupefacente confezionato in svariate dosi sigillate. Il trentenne si spostava freneticamente e con circospezione tra le cali interne nei pressi di fondamenta Zattere all'altezza di San Basilio. Hanno così deciso di perquisire l'uomo, trovando cocaina suddivisa in più di 10 dosi e una stecca di hashish, oltre a più di 500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Al termine delle operazioni l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, che si è svolto il giorno dopo. Il processo si è concluso con la condanna a 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 700 euro. Natura morta con Nautilus, limoni, prosciutto e calice. I carabinieri tutela patrimonio culturale recuperano un'opera di Jasper. Il dipinto andrà ad arricchire la collezione di Palazzo Grimani. La storia giudiziaria del dipinto inizia nel 1999. Un antiquario olandese, proprietario del bene esposto in un palazzo nobiliare veneziano, è vittima di una truffa nella quale gli viene sottratto il dipinto di cui ottiene un indennizzo dalla polizza assicurativa. L'opera diventa oggetto di ricettazione e di un lungo viaggio in diverse regioni d'Italia per finire poi all'estero. A conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia, viene disposta la confisca del dipinto che si decide di destinare al Ministero della Cultura, mettendo fine alla storia rocambolesca del quadro. Voltiamo pagina, passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio Meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, comunica che dalla serata di oggi, 12 luglio, fino alla serata di domani, 13 luglio, saranno possibili rovesci temporali anche associati a fenomeni intensi. Per ulteriori informazioni sull'allerta meteo potete consultare il sito della Regione del Veneto all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Per la descrizione dei fenomeni previsti e l'indicazione dei corretti comportamenti che devono essere adottati, il sito della Protezione Civile che vedete in sovraimpressione. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.